il nocciolo duro della questione è questo. La montagna, dentro il solo mercato, con il mercato che domina, è morta, perché in montagna ci sono pochi consumatori e quindi la montagna è poco interessante per il mercato. Allora deve intervenire la politica quella alta, quella che è capace di pensare, di avere coraggio, di fare scelte importanti. E questo è il primo aspetto. Il secondo è, perché uccidere Heidi? Perché Heidi appunto rappresenta una visione stereotipata della montagna che la rende subalterna alla metropoli. La città e la montagna, la pianura e la montagna devono collaborare, ma per collaborare bisogna essere su un piano di pari condizioni, altrimenti non parliamo più di collaborazione ma di sudditanza, che è la condizione nella quale si trova oggi la provincia di Belluno rispetto alla regione Veneto. E perché avviene questo? Perché appunto attraverso questi stereotipi all'esterno dei territori montani non si capisce la differenza. Ora, ci sono due esigenze. La prima, che la regione applichi fino in fondo quanto previsto dalla legge 25 e anzi, se possibile, faccia ulteriori passi avanti. Due, che a livello nazionale il governo dia attuazione pratica a quel comma previsto nella legge del Rio dove si parla delle province montane, che sono Belluno, Sondrio e Verbania, riempendo di contenuti questa volontà e anche di risorse. Cioè, in definitiva, bisogna che i territori montani abbiano un'effettiva possibilità di autogoverno. 50 anni fa Belluno, Bolzano e Trento avevano la stessa popolazione. Oggi Bolzano e Trento l'hanno raddoppiata e Belluno ne ha persi 30.000. Questa è la differenza. Perché lì si può? Non è solo questione di soldi, che è quello che tutti quanti pensano. È anche questione di soldi, ma è soprattutto questione di vivere l'autonomia, di praticarla, di avere una cultura dell'autonomia che purtroppo appunto nella società bellunese non vedo più. È stata una bella presentazione, una bella partecipazione, questa a testimonianza dell'interesse e della popolarità di Sergio Aureolon, che ci ha voluto offrire un'ultima sua riflessione importante, una riflessione che va oltre le problematiche, i temi della montagna, ma che riguarda le aree interne, le aree fragili, quelle che soffrono dello spopolamento, della crisi dei sistemi di welfare, dei collegamenti, della mobilità. Ecco, questa è la riflessione che ci invita a fare Sergio e ci invita anche a farlo rinobilitando il ruolo della politica, una politica però che deve avere una caratteristica, deve essere una politica che gode della passione, che è quella che ha sempre messo Sergio Aureolon nella sua, diciamo, vita politica e che ancora oggi ci insegna che senza l'anima vera, e cioè una passione, non si può costruire un futuro che sia molto positivo per tutti noi. E un ringraziamento speciale al nostro collega Sergio Aureolon, che con questo libro ci dà un messaggio importante. Dobbiamo liberarci dagli stereotipi, dai preconcetti, dagli schemi ormai superati per affrontare in maniera coerente quello che è il rapporto fra i territori, fra la montagna e la pianura e fra le persone che abitano in questi territori. Solo così potremo pensare a scelte lungimiranti che guardano a un futuro migliore per la montagna e per tutte le persone che vi abitano.